Eder. Mac. Pallister. Il 14 dicembre 2021 viene scandito, nelle parole del marito, da un'uscita in bicicletta documentata con una action cam. L'alibi ruota attorno a quei filmati. Traccia visiva, traccia oraria, geolocalizzazione implicitamente desumibile. Fin qui, fila. Il primo strappo arriva quando si scopre che la scheda di memoria della GoPro risulta formattata molto tempo dopo i fatti, in una data processualmente sensibile. La spiegazione dell'interessato è netta. I video sarebbero stati già salvati su supporti esterni e consegnati. La formattazione riguarderebbe solo il supporto fisico, non la prova in sé. Il punto debole non è formattazione o colpevolezza, ma formattazione e catena di custodia più fragile. Senza la SD originale integra diventano cruciali le copie, i loro hash, le timeline di esportazione, app GoPro vs montaggio diretto da SD, i metadati lato file system, orari di creazione e modifica, fusi clock della camera e la corrispondenza con tracce indipendenti, GPS del telefono, celle agganciate, eventuale Strava Garmin, telecamere urbane. Secondo strappo, un telefono personale viene regalato a una conoscente e in seguito sequestrato. Da solo non è un reato, ma, incrociato con il nodo GoPro, riapre due domande operative. Dove sono state salvate le copie dei video e quando? Se il passaggio dei file è transitato anche su quel device, cedere l'apparecchio a terzi indebolisce la linearità della catena di conservazione. In controluce si affaccia un'ipotesi spesso citata nel dibattito: l'uso di più telefoni, magari dello stesso modello, che complicherebbe la lettura dei flussi comunicativi. Questa idea è circolata molto, come tale va trattata, suggestione da verificare, non fatto assodato. Gli unici elementi solidi sono gli accertamenti effettivamente disposti su specifici dispositivi e la tracciabilità tecnica che ne consegue. Email, seriali, account, backup, token delle app, mappe delle celle, sincronizzazioni cloud. Terzo strappo, orari e chiamate. L'amico Claudio Sterpin mette in discussione l'alibi e nelle analisi di parte emergono presunte discrasie tra tabulati e registri interni del telefono di Lilly, come la famosa chiamata di prima mattina verso Sterpin che in alcune ricostruzioni risulterebbe cancellata dal registro. Anche qui pesano due verità parallele. Da un lato chi evidenzia anomalie e cancellazioni sospette, dall'altro chi sostiene che, indipendentemente dal destino della SD, i dati già acquisiti all'epoca confermerebbero l'uscita in bici. Coesistono quindi una linea che punta alle incoerenze microcronologiche e una linea che richiama archivi preesistenti come pilastri dell'alibi. Quarto strappo. Perquisizioni e sequestri successivi. Entrano in scena capi di vestiario e oggetti rinvenuti in casa, talvolta accostati nelle cronache all'abbigliamento del 14 dicembre o a potenziali strumenti del delitto. Non è una contraddizione testuale, ma un attrito con la narrazione di totale linearità. Più elementi si accumulano, più l'intero mosaico pretende coerenza tra parole, abitudini, oggetti e tempi. Quinto strappo. Comunicazione pubblica e spostamenti. In certe giornate del 2025 si parla di irreperibilità, salvo poi la precisazione del diretto interessato di trovarsi all'estero, disponibile a parlare con inquirenti e legali. Non è sostanza penale, è rumore di fondo, ma quando l'immagine pubblica oscilla, l'opinione si irrigidisce e le versioni vengono percepite come meno stabili. Riordiniamo allora i nodi davvero vivi, con domande operative annesse. Scheda GoPro formattata in un momento processuale chiave. Domande. Esistono copie forensi certificate dei video? Ci sono hash calcolati a suo tempo? Le timeline di esportazione sono coerenti con i file system logs della camera PC telefono? L'orologio interno della camera era allineato? Ci sono incongruenze tra orari video e orari esterni, celle, telecamere di strada, GPS? Copie su altri dispositivi e telefono donato. Domande: quel telefono ha ospitato i file? In che data sono transitati? Le app GoPro Quick lasciano tracce, cache, anteprime, database ancora interrogabili. I backup cloud Google Apple conservano miniature con metadata residui? La catena dei supporti è documentata end-to-end. 3. Molteplicità di telefoni e modelli simili. Domande: i tracciamenti email e i registri di rete distinguono in modo univoco ogni apparato? Esistono sovrapposizioni di sessioni, accessi account o SIM swapping che possano confondere una ricostruzione ingenua ma non un'analisi forense? Se sì, c'è differenza tra confusione e confondere. Orari e chiamate. Domande: le timeline integrano tabulati, CDR, CSLI, registri interni e notifiche di app, WhatsApp, Telegram, SMS?
Eventuali voci mancanti nei registri interni hanno controparti nei tabulati gestore. Le cancellazioni sono tecnicamente volontarie o compatibili con normali rotazioni, aggiornamenti, restore. Sequestri di abiti e oggetti. Domande. Ci sono microtracce, fibre, residui coerenti e incoerenti con la scena del ritrovamento? Le coincidenze di colore modello diventano sostanza solo quando accompagnate da esami di laboratorio, non da impressioni. Per onestà intellettuale va registrato anche il controcanto. Chi sostiene che, al netto del giallo della scheda, l'alibi su 2 ruote regga grazie a dati acquisiti prima delle cancellazioni? Questo non scioglie i nodi, ma spiega perché il quadro resti in chiaroscuro. Da una parte elementi che complicano la linearità del racconto, dall'altra ancore probatorie pregresse che, se robuste, potrebbero neutralizzare il sospetto che la formattazione abbia eroso la prova principale. Che cosa dunque può davvero incrinare una versione? Non le percezioni, ma le incoerenze dure, un orario impossibile, un file con metadata non compatibili con la catena temporale, un accesso da un device fantasma, una traccia fisica sugli oggetti sequestrati che dialoga punto per punto con la scena. Che cosa invece può consolidarla? La convergenza di più registri indipendenti, video originali certificati, tracciamento celle coerente, testimoni e telecamere, copie ridondanti con hash storici, spiegazioni tecniche verificabili sulla sorte della SD e dei telefoni. Finché questi tasselli non si ricompongono in un'unica immagine priva di sbavature, restano contraddizioni e spiegazioni delle contraddizioni. Il lavoro vero è allineare i 2 strati. Tutto il resto è rumore. Visintin consegna uno stesso telefono, consegna lo stesso modello, ma un altro telefono il giorno 20 giugno 2023 agli inquirenti. Perché mi hanno portato via, penso, 6-7 telefoni, di quelli proprio anche vecchi. E li hanno tenuti lì non so, meno di un mese, penso, e poi me li hanno restituiti. Può dire quello che vuole, ha detto un sacco di volte bestialità, di bugie, ne è piena la sporta. Ne consegna un altro e non dice di aver regalato questo telefono all'amica. Io ho questo amico che ha parecchi negozi sia in Italia che in Slovenia, perciò quando aveva qualcosa di interessante, sempre usato, parliamo, io non ho mai comprato nuovo, mai, assolutamente no. Però quando aveva qualche occasione mi diceva guarda c'ho questo, prendevo e via. Uno dei personaggi che spesso si è mosso dietro il caso Resinovic a un certo punto fa delle pressioni a questa youtuber affinché ella presenti questo telefono agli inquirenti e addirittura le dà un ultimatum di 1 mese, questo me lo riferisce lei. A questo punto non è la youtuber che consegna il telefono, ma sono gli inquirenti che la vanno a cercare. Ovviamente non è la formattazione ad aver cancellato tutti i dati, ma la cancellazione avviene quando lei configura il suo telefono con le sue cose, sovrascrive i dati originali ed è lì che viene perso tutto ciò che era di Sebastiano. Sebastiano, a quanto pare, per confondere le acque compravi più telefoni uguali e non si sa più nemmeno quale tu usassi effettivamente quando scompare Liliana. Ma agli inquirenti che cosa hai dato? Ma guarda, io ti dico, adesso mi fai domande che non posso ricordare. Io comunque avevo a disposizione tanti telefoni, a secondo di come mi capitava di trovarli a poco prezzo. Può essere che uno di questi telefoni qua magari ho cambiato con uno successivo, perché ma a me servono i telefoni fotograficamente. Questi telefoni che ho io, a parte il telefonare, queste cose qua, però fotograficamente per me sono importanti, perciò ho l'occasione di avere dei telefoni S21, S22. A parte che fotograficamente non sono dei telefoni eccezionali, ma che senso ha fotograficamente comprare telefoni uguali? Tu devi entrare in sintonia su quelle che sono le mie cose. Io se ho un telefono che infatti ne avevo 2, poi uno di questi ho dato. Ma oggi in mano gli inquirenti hanno il telefono che tu avevi a dicembre 21? Non lo so, non puoi chiedermi queste cose qua, cioè, non lo so. Parliamo di 3 anni e mezzo fa. Non c'è niente che possa, diciamo, dare qualche cosa, non so. Gli inquirenti le guarderanno, vedranno. Cioè, io non ho niente da nascondere. Sai quante volte mi hanno portato via i telefoni?
queste cose qua. Signor Visintin parla, nonostante insomma non ci sia un procedimento modello 44 contro ignoti, di alibi perfetto, ok? Primo dato, quindi dice io ho l'alibi perfetto per quel giorno e quindi questo alibi perfetto viene acquisito da quel telefonino, perché l'applicazione della GoPro è su quel telefonino che è stato visionato, insomma, dagli inquirenti. Questo telefono però poi verrà consegnato, ok? Questo è il primo dato. Il secondo dato che io mi chiedo, capisco, non voglio accusare nessuno perché non dobbiamo essere noi ad accusare Visintin. No. Però il giorno in cui gli inquirenti si recano a casa per sequestrare i telefoni, ok? Perché Visintin non dice guardate avevo in quei giorni quel telefonino che poi ho regalato alla youtuber? Perché non lo dice? Perché non gli dice agli inquirenti scusate io avevo quel telefonino, attenzione che in quel telefonino ci sono quei video. A me nessuno mi ha detto non puoi formattare, non puoi dare via un telefono. Sul suo telefono c'era tutto e dovevano essere chiamati una ventina di persone, non 3 o 4, una ventina, fra i quali vari tutti quelli che conosciamo, più altri secondo me, e appurare cosa avevano fatto quel giorno, ma anche quei giorni precedenti e successivi. Adesso il PM ha la facoltà, la possibilità di controllarlo 3 anni e mezzo dopo. Se aspettavamo ancora una trentina d'anni era meglio. Così io da laggiù o da lassù dove è me la ridevo. Cioè qui è stato fatto 0 per anni. 0, secondo me, mio modesto parere, di questa storia non si è voluto parlare perché un anno e mezzo dopo la sua scomparsa è saltato fuori che lei si era suicidata, punto e basta. E i segni che aveva sul volto hanno avuto la spudoratezza, io dico, ripeto, la spudoratezza di venirci a dire che lei se li era procurati sbattendo contro gli alberi del boschetto. E Sebastiano è il marito di quella che aveva addosso quei pelucchi ed è perfino naturale che tuo marito abbia addosso i filini del tuo gilet. Chi li deve avere? Il portinaio? Cioè è una cosa talmente banale e logica che prima di tutti sia il marito ad avere addosso qualche segno. Io tutte le cose che vengono fatte le benedico, le vedo con estremo favore e spero che abbiano un buon fine, tutte. Che ci siano le sue impronte era doveroso, non ci sono, le uniche che dovevano essere non ci sono. Lei si è messa i vestiti buttandoli per aria come il mago Zurri, che si veste e spoglia senza toccare niente, cioè è una cosa talmente fuori posto, lei non ha toccato niente e subito dopo ha maneggiato tutto, dicono. Come cavolo fa? Aveva i guanti? Dove sono? Il fatto di avere l'alibi conta 0. Io posso avere 10 alibi e contemporaneamente 10 persone che per me fanno quello che tutti pensano che ho fatto io, per esempio. Lo hanno lasciato fare. Se nessuno ti impedisce e tu racconti l'asino che vola, infatti anche lui avrà detto qualche volta ho visto l'asino volare. Ah, e che colore erano le ali? Cioè non è che hanno messo in dubbio il fatto che l'asino vola, si sono interessati a chiedergli che colore aveva le ali. Tra l'altro con Valero anche lui ho regalato un telefono, ecco, giusto per chiudere il coso. Febbraio 2022 l'avvocato Nicodemo Gentile chiedeva alla procura di Trieste di sequestrare i telefoni di Claudio Sterpin, Visintin e Covalero. E tutti e 3, quell'istanza è stata respinta. È stata respinta. Ecco perché noi siamo adirati, diciamo, utilizziamo questo termine, per quello che sta accadendo oggi. Diciamo che come loro indagano su di me, anche i miei avvocati comunque attenzionano delle persone e in questo caso anche Claudio Sterpin in tutte quelle cose che sono state dette. Adesso noi teniamo le cose lì, vediamo. Quando sarà, vedremo, ci sono delle cose che comunque quando sarà il momento le diremo. Quindi hai delle cose grosse per sbattere Sterpin in carcere? Non credo, però sono cose che, dai, non siamo qua in un coso di tribunale, dai, per favore, dai. Non risponderò, nessuno mi ha mai detto che non posso formattare le cose, mi hanno restituito le cose. Io
a secondo delle mie esigenze, ho formattato una cosa all'altra, basta. Sarà molto difficile che io possa ricordarmi. So che comunque sia gli inquirenti sono venuti a casa mia, hanno visualizzato, sono stato chiamato in questura una decina di volte, ho portato la GoPro, hanno scaricato dal mio telefono i filmati, che comunque dalla GoPro ci sono delle applicazioni che passano tutti i dati nel telefonino. Poi le memorie vengono scaricate. Io evidentemente forse penso abbiano anche controllato se corrispondevano a quello che c'era qua dentro. Data, ora e localizzazione si possono modificare manualmente. Come spiegato nel video di ieri, è possibile, una volta esportati i file sul telefono nell'app GoPro Quick, modificarli, e lì si modificherebbero anche i parametri, ma creare una coerenza tra i file in grado di ingannare la postale sarebbe opera di Arsenio Lupin. A me questa storia d'amore che viene propinata, e tra l'altro io dico al signor Sterpin, per cortesia, abbi un po' di coscienza, rispetto verso Liliana, che non c'è più, che non c'è qua per difendersi da queste cose, queste storie che lui sta tirando fuori adesso. A un certo punto sono cose che siano vere, che non siano vere, questo non lo so, non lo sappiamo nessuno. Sono passati 3 anni e 8 mesi e siamo ancora al punto di partenza. Non siamo al punto di partenza, perché al punto di partenza praticamente solo io dicevo che tu avevi gli scheletri nell'armadio, e invito tutti ad andare a rivedere le situazioni nel 2022. Oggi tutti ne sono convinti, quindi non siamo al punto di partenza. Questo può essere anche una forma di accordo tra marito e moglie, per carità. Se una coppia, poi bisogna vedere le cose se sono vere qua e là, ma le frequentazioni, io ho delle amiche che andavamo a trovare, io e Liliana, e io con Liliana andavamo a trovare dei suoi amici che magari in vecchia data avevano fatto feste, festini, correvano qua e là. Perciò io verso questo signor Sterpin, presidente del Marathon, che andavamo a trovarlo come Covalero, racconta lui che da ragazzi andavano a fare nei boschi, scampagnate, si portavano il cestino, stavano insieme a ascoltare la musica, e questo era normale. Però tutti vorrebbero un amico come Sebastiano. Ti serve un cellulare, lui te lo regala; ti serve una bici, lui te la regala; ti servono le topoline, lui te le regala. Sebastiano è proprio un filantropo. Intanto parliamo della bicicletta che io avevo regalato chi? Nome, cognome e che bici che ho dato. Signor Sterpin, nome e cognome di chi ho dato la bicicletta. È una palla enorme, una falsità. Secondo, la questione della macchina fotografica che avevo regalato, ecco, si parlava del figlio di Rausedo, di quello che in Carnia, che mi aveva chiesto una macchina fotografica digitale così per imparare. Io a un mercatino avevo trovato una macchinetta così per 30 euro, mi pare, e gliel'ho portata. Ma come? Tutti dicono che era la macchina fotografica di Liliana. No, non è vero questo. Non è vero, è falso. Provare, portare la macchina fotografica che ho portato. È una macchina che costa 30 euro, costava, che l'ho comprata io. Le topoline, il periodo era natalizio, qua e là. Io sono andato a trovare la figlia di Arturo e gli ho detto: ascolta, voi eravate molto amiche, qua e là, queste sono le topoline, tienle tu e quando verrà Liliana li restituirai. Eravamo molto legati a questo, cioè noi nei nostri viaggi, nelle nostre cose ce le portavamo sempre dietro. Ho regalato Niente di biciclette e macchine fotografiche di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.